abbiamo i campioni d'Italia. Cagliari punti 43, Internazionale 39, Juventus 38. Ora ancora il Bari all'attacco, che il terzino sinistro si è spinto sulla destra, ha cercato di indirizzare verso Fara, sul quale però ha recuperato prontamente Nenè. Da questi in appoggio di piatto destro verso Domenghini, che si avvia verso la fascia centrale del campo, poi di esterno destro apre su Gori, spostato nell'occasione alla destra, davanti a sé lo stopper barese, cerca di superarlo in dribbling, entra in area, scocca il tiro e rete di Bobo Gori, un fendente in diagonale da destra a sinistra dopo aver superato in bellezza il proprio guardiano, e cioè lo stopper biancorosso Spini. Il centravanti del Cagliari ha scagliato con violenza a rete di destro, battendo Spalazzi nell'angolo alla sinistra del portiere ospite. 2-0 per il Cagliari, mentre mancano ormai poco più di 30 secondi alla conclusione di questa partita, che si avvia a consacrare campione d'Italia la squadra diretta da Manlio Scopigno.